Io sono sempre Tommaso Dia, vecchio affissionato della clinica Palmas. Praticamente io avevo dei problemi dentali dovuti a un incidente. Un incidente e avevo dei denti mancanti ed era un po' di tempo che tribolavo come molta gente, diciamo, in Italia. E mi sono fidato, diciamo, al dottor Palmas, sardo, italiano, così mi ha dato una fiducia in più. E come dico e ripeto, mi sono trovato bene in tutto quello che è stato il mio percorso, diciamo, dentale, di ricreazione dentale. Ho estratto tutti quanti i miei denti che avevo e ho rimesso 8 impianti sopra e 8 impianti sotto con crescita, diciamo, ossea e tutto quanto gli impianti che servivano. Sì, ringrazio il mio chirurgo, ringrazio tutto quanto l'organico e mi sono trovato bene, non ho parole, diciamo, ulteriori per poter ringraziare quello che è stata la positività, diciamo, dell'esperienza fatta. La vita sociale è cambiata tantissimo perché è chiaro, uno, diciamo, se che ha una macchina vecchia, va in giro dimostrando la macchina vecchia. Se uno ha una macchina nuova di grossa cilindrata e tutto quanto, io prima era come se andassi in giro con la 500, adesso vado in giro con una Ferrari, per cui automaticamente è normale che la vita cambia. Per cui ho già consigliato parecchie persone a venire qui e nello stesso tempo, chiaro, non potendo parlare negativamente di quello che è stata la mia esperienza, è normale che direi positivo di quello che è venire qui a farsi un lavoro così. Ma quello che dicevo prima, cioè non ha importanza, diciamo, valutabile, perché quando uno già sta bene con se stesso, penso che quello che è tutto quanto di più, per cui penso che sia immenso il valore che ha un sorriso, diciamo, quando è buono, perfetto per una masticazione, per la salute e tutto quanto. Ed ecco a voi i miei denti, grazie al dottor Palmas e tutta l'equipe. Grazie, alla prossima!